Ciao a tutti. Domenica 22 ottobre il popolo veneto è chiamato ad esprimere un voto sul referendum per la maggiore autonomia. Noi di Indipendenza Veneta abbiamo chiesto, abbiamo anche presentato una proposta di legge per un referendum sull'indipendenza. Non siamo ancora pronti, abbiamo capito che il popolo veneto è ancora refrattario, ancora in difficoltà ad assumere iniziative e ad assumere la responsabilità di un percorso così impegnativo. E allora siamo convinti che non possiamo perdere intanto questo primo passo, quello che io chiamo questo allenamento di democrazia e di libertà, per dare a Roma un segnale forte di una realtà identitaria, di quelli che io chiamo i valori identitari del popolo veneto, e di una capacità, di una volontà di autogovernarsi veramente. Vedremo tra un anno se sarà attribuita al Veneto quella maggiore autonomia che col referendum noi chiediamo. In realtà io penso che l'Italia non sia nelle condizioni di dare nulla al Veneto, anzi continuerà a prelevare, continuerà a imporre tasse giugulatorie, continuerà a beffeggiare il Veneto che lavora. Ma noi abbiamo la dignità, abbiamo la fermezza, abbiamo anche la serenità e la convinzione di un pensiero che guarda lontano. E quindi oggi appoggiamo questo referendum con convinzione, con forza. È una sfida di libertà e di democrazia. E diamo appuntamento a tutti quanti fra un anno. Se fra un anno non avremo quello che col referendum oggi, io credo compattamente, andremo a chiedere, votando tutti sì, saremo legittimati ad agire in nome del diritto internazionale, del diritto di autodeterminazione, per intraprendere una strada che è quella della sovranità piena e della indipendenza del Veneto. Intanto facciamo il passo dell'autonomia. È una realtà estremamente delicata quella che stiamo vivendo. Viviamola con responsabilità. Andiamo a votare. La democrazia non è un lusso, la democrazia è un dovere ed è anche una grande opportunità per tutti noi. Sfruttiamola fino in fondo. Buon voto, buon sì a tutti e a presto. Ciao!